Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È il 12 aprile, sono le 7.34, siamo in ritardo, alle 8.30 abbiamo un'interessante conversazione, ve la raccomando, con Luca Beltrami Gadola, voce storica dell'edilizia lombarda, conoscitore dei meccanismi di Milano e della grande città di Milano sotto il profilo urbanistico e non solo. Tantissimi anni di esperienza, molti articoli scritti su Repubblica in dorso milanese negli anni, fondatore di un sito molto interessante, milanoarcipelago.org, del quale è anche direttore. Parleremo del modello Milano, con tutto ciò che questo vuol dire e non vuol dire, a partire dalle 8.30. Intanto però andiamo a vedere subito l'agenzia ANSA, vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà dove trovate tutto ciò che va in onda in giornata. Meloni vara il primo DEF, che non è un insetticida e neanche un prodotto per la pulizia della casa, bensì il documento di economia e finanza, ovvero sia quel documento che serve a dire agli italiani ciò che l'Europa vuole dall'Italia in tema di conti pubblici, giusto? Giusto? Perfetto, una linea di credibilità è quella che dice, che propaga, che propugna, che dichiara alla Presidente del Consiglio via libera al DEF, giusto appunto, il documento di economia e finanza dal Consiglio dei Ministri. Il PIL è previsto nel 2023 a più 1%. Linea di stabilità, credibilità e crescita, dice il Premier Giorgia Meloni, e ancora dalla prossima legge di bilancio bisogna porsi con concretezza il problema del calo demografico e delle nuove nascite, con misure adeguate. Pregasi astenere gli umoristi e i battutisti, mentre il secondo titolo è dedicato ai migranti. Il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza sulla questione migranti. Durerà 6 mesi, tanto per cominciare, in tutta Italia. L'ok in Consiglio dei Ministri, un primo finanziamento di 5 milioni per la suddetta emergenza migranti, che è un'emergenza più o meno da 30 anni, potenziate le identificazioni e le espulsioni. Come la chiamate voi? Un'emergenza trentennale? Una questione strutturale come minimo. In ogni caso Giorgia Meloni ha parlato di stato d'emergenza per avere risposte più efficaci, via libera oltre al DEF anche alle misure contro i vandali d'arte, una serie di multe stratosferiche che questi non pagheranno mai. Benfica Inter 0-2, grande risultato, e poi pronta la squadra degli amministratori delegati. Resta il nodo delle presidenze. Di cosa si parla? Delle poltroncione di Stato. Cingolani a Leonardo Finmeccanica, ok a Descalzi Alleni, Donnarumma a Terna, Scaroni in pista, eccetera, eccetera. Sarà molto di che commentare per le poltroncione delle società partecipate dallo Stato italiano. Le carte top secret degli Stati Uniti, dall'Egitto razzi per Putin, incredibile, lo sapevamo anche senza le carte, mentre Renzi ha detto che non manderemo a monte il partito unico, parlando di Calenda e del cosiddetto terzo polo che è arrivato sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, dove si è presentato alle elezioni. Non c'è motivo politico per rompere il progetto del terzo polo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo. Tatticismi inaccettabili, aveva detto Calenda. Per donazione di organi Trento è la più numerosa d'Italia. E poi, sempre dalla prima pagina, il Fondo Monetario stima
meglio lima le stime del PIL mondiale. L'Italia nel 23 segna più 0,7%, tuttavia il governo prevede nel DEF di cui sopra 1%, cioè un più 0,3 rispetto a ciò che prevede il Fondo monetario. Stiamo parlando del nulla. Orlandi deposita una memoria. Orlandi è il fratello di Emanuela Orlandi, scomparsa nell'83. Il legale chiede che i dossier saltino fuori. Depositata una memoria, saltino fuori i dossier, dice l'avvocato della famiglia Orlandi, scomparsa nell'83. Per la prima volta il fratello di Emanuela ha incontrato il procuratore vaticano Diddi, che alla fine dello scorso anno ha riaperto l'inchiesta sulla scomparsa della quindicenne 40 anni fa. Infine, la Cassazione ha detto che le banche non rispondono del phishing ai clienti, cioè dell'adescamento a fini fraudolenti di clienti. La decisione su un'operazione appunto fraudolenta a Palermo. C'è allo studio invece un piano per trasferire gli orsi dal Trentino, li portano al bosco in città, a Milano. È uno dei provvedimenti che saranno valutati da Ministero dell'Ambiente e Provincia Autonoma di Trento dopo l'aggressione di Andrea Papi a Caldes mercoledì, funerali. E ancora Orban, il premier ungherese, che sfida l'Unione Europea come da copione, firma con Mosca contratti sull'energia. Il ministro degli esteri dell'Ungheria è volato a Mosca e ha incontrato il vice premier russo e l'amministratore di Rosatom. Così contratti per l'energia sono firmati tra Ungheria e Russia. L'Ucraina si prepara a un nuovo attacco contro la flotta russa nel Mar Nero. Un drone di provenienza sconosciuta è caduto nel perimetro dell'aeroporto di Belgorod. Bakhmut, che era la linea del Piave, sembra invece essere ceduta a vantaggio dei russi. I figli di Berlusconi in ospedale, dice Luigi dopo la visita, sta bene. Berlusconi in terapia intensiva nell'ospedale milanese da mercoledì. Infine sta male invece Navalny, uno degli oppositori storici di Vladimir Putin, forse è stato avvelenato un'altra volta. Allarme del portavoce dell'oppositore russo, nel suo 13° periodo in cella in isolamento ha perso 8 kg, scrive il primo piano dell'agenzia ANSA di stamani. Poi c'è la giornata del mare italico. Giorgia Meloni ha detto è un asset, è una priorità del governo, il nostro italico mare. L'Italia spesso si è percepita come se non lo avesse, non consapevole di quanto possa essere una risorsa strategica anche per i migranti di cui sopra, evidentemente. Mentre l'omaggio di Genova alle prostitute che la resero grande. Nel 1300 Genova usò le tasse della prostituzione per costruire il porto. Ora siamo più evoluti e le tasse le prostitute non le pagano, come tutti sanno, quindi nessun porto verrà costruito nel mare italico di cui abbiamo appena discettato. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA, andiamo a vedere come l'AGI riassume alcune dichiarazioni di Matteo Salvini di fianco a Massimiliano Fedriga a proposito dell'Europa e dei migranti. Fondamentale che l'Europa si svegli e intervenga. L'Europa da anni chiacchiera ma non ha mai mosso un dito e quindi è il momento di dimostrare che esiste una comunità, esiste un'unione e la solidarietà non è solo a carico dell'Italia, della Spagna, della Grecia o di Malta, perché 1000 arrivi al giorno non siamo assolutamente in grado di sostenerli economicamente, culturalmente, socialmente, e quindi se l'Europa c'è, visto che noi siamo contribuenti netti per miliardi di euro all'anno, è il momento che lo dimostri, perché da soli non ce la facciamo. Il decreto d'emergenza potrebbe riguardare anche una regione come Friuli-Venezia Giulia che non ha sbarchi ma arrivi via terra. Sì, serve almeno un centro per i rimpatri per ogni regione. Qua non esistono sindaci o governatori di sinistra che dicono no, perché altrimenti le espulsioni non si possono fare se non hai dei centri di raccolta di coloro che commettono dei crimini e devono tornare da dove sono venuti. Quindi ho totale fiducia nel governo e nei colleghi ministri. Presupposto che siamo una forza autonomista, siamo in una regione a statuto speciale e io adoro quando arrivo a Udine e vedo le bandiere del Friuli e sento parlare in friulano e mi specializzerò perché ogni tanto mi sfugge qualche termine, quindi scherzi a parte non ho messo becco sulle giunte della Lombardia, del Lazio e quindi la giunta del Friuli Venezia Giulia la farà Massimiliano con i movimenti a livello locale. Posso dire che in linea di principio è giusto che chi ha un incarico di assessore lascia a qualcun altro l'incarico di consigliere. Quindi dimissioni? Ma questo non in Friuli Venezia Giulia, questo in Umbria piuttosto che in Lombardia. Facoltà Adreosta, quindi.
No, ci sono Massimiliano e Marco che decideranno loro, non voglio sapere niente di nomi, di deleghe, di incarichi, di quote, di numeri. Io semplicemente ringrazio questa straordinaria terra che ha dato alla Lega la forza di essere il primo partito, e Massimiliano il 64%, se non ricordo male. Io ho pronosticato un 60-30, lui toccava ferro, è finita 64-28. Ministro, la posizione sua sulla commissione d'inchiesta su vaccini e regioni, Sì, assolutamente, è una scelta dell'intera maggioranza di governo che io sostengo, e quindi è giusto che si entri nel merito senza fare ovviamente processi postumi, perché in un momento di emergenza si prendono decisioni di emergenza. Quindi i giornali vendono sempre di meno, perché appunto raccontano cose spesso fantasiose. Ieri ho sentito più volte Giorgia, ieri l'altro pure, oggi ci vediamo in Consiglio dei Ministri alle 15 e la chiuderemo in totale serenità. A proposito di giornali che raccontano cose e di circo mediatico, ne ha parlato ieri il nostro amico e collega Edoardo Montolli. Abbiamo mandato in onda in settimana scorsa la prima puntata del podcast che Montolli ha preparato con un altro collega, Felice Manti, sulla questione della strage di Erba, nella quale il ruolo dell'informazione, come in tantissime altre vicende, è stato essenziale. Vogliamo davvero parlare di circo mediatico? Il punto lo ha tenuto appunto Edoardo Montolli ieri sera durante la puntata delle Iene. Sentiamo che cosa ha detto Edoardo Montolli, che con Felice Manti ha scritto il libro Il Grande Abbaglio, adesso disponibile anche in tutta la sua versione aggiornata, su questa storia, che è stato fondamentale per mettere in fila e per far conoscere a chi l'ha letto, chi non avesse letto tutte le carte giudiziarie, le questioni che non tornano nella strage di Erba. Il circo mediatico. A proposito di chi l'ha visto, torniamo in quel 2007. Sono amico per altre questioni, amico perché naturalmente ci siamo conosciuti in virtù del fatto che ci siamo interessati entrambi alle indagini dell'allora pubblico ministero Luigi De Magistris. Sono amico, divento amico e conoscente, oltre che collega naturalmente, perché ci siamo interessati delle stesse cose, di quelle indagini dell'allora pubblico ministero De Magistris, appunto, di Gian Loreto Carbone, uno storico inviato di Chi l'ha visto. Gli dico, Gian Loreto, guarda un po' la storia della strage di Erba, perché ci sono cose che non tornano evidenti e chiare. Quello mi dice, tu sei scemo, sei rincoglionito, proprio testualmente. Tra l'altro Gian Loreto, simpaticissimo romano doc, te sei rincoglionito, aggiù, te sei rincoglionito, me lo ricordo ancora, no? Dopodiché io gli giro tutto il materiale, Gian Loreto legge il materiale giudiziario, le intercettazioni, gli audio, eccetera, eccetera, e Gian Loreto cambia completamente opinione e fa un primo servizio su Chi l'ha visto, trasmissione del servizio pubblico della RAI, di Rai 3. Fa un primo servizio che genera scalpore perché mette in fila le cose che non tornano, ma i documenti, i fatti, gli atti. Infatti lui ha cambiato opinione quando ha studiato gli atti giudiziari.
Il secondo servizio, lui farà una lunga intervista ai fratelli Castagna, in particolare a Giuseppe, andrà ad Erba, farà una serie di operazioni per la seconda puntata che non andrà mai in onda. Non andrà mai in onda e lui non mi spiegherà mai il perché. Mi dirà solo di aver passato un bruttissimo quarto d'ora, il peggiore della sua carriera, al punto tale che, storico inviato di Chi l'ha visto, dice: ho pensato quasi che avessi perso il lavoro. Insomma, siamo messi in questi termini, ma non mi ha mai spiegato cosa è successo esattamente. Non me l'ha mai voluto spiegare. Così come non l'ha voluto spiegare neanche Pino Rinaldi, storico autore di Chi l'ha visto, durante una puntata dei Porta a Porta, nella quale Rinaldi è ospite e il servizio che precede le dichiarazioni che adesso sentiremo, che hanno mandato in onda ieri sera le Iene, era un servizio preparato da Bruno Vespa, da Porta a Porta. C'era anche la dottoressa Matone, ben prima che diventasse deputata della Lega, e mi rispondesse l'altro giorno che lei è una convinta colpevolista, cioè convinta della colpevolezza di Olinder Rosa. Era lì in studio di fianco a Pino Rinaldi, la dottoressa Matone, all'epoca ospite fissa di Bruno Vespa, la quale farà le sue considerazioni poi dopo, è sempre stata chiaramente colpevolista, avendo letto gli atti, dice lei. Avendo letto gli atti, tutti quelli che li hanno letti sono diventati innocentisti, perché le cose lì non tornano in maniera chiara e lampante. Comunque, torniamo a bomba. Che a Chi l'ha visto qualcuno avesse detto di fermarsi è chiaro ed è evidente anche dalle parole dell'autore della trasmissione, cioè di Pino Rinaldi, che appunto in quella antica puntata di Porta a Porta, dopo un servizio che mette in fila alcune cose che non tornano, dice così esattamente a Bruno Vespa. A proposito di pressioni, di circo mediatico, di cose da non dire. In ogni caso, la seconda puntata di Chi l'ha visto non andrà mai in onda. C'erano già le interviste, tutto era stato girato. Gian Loreto Carbone era convinto che le cose non tornassero, così come Federica Sciarelli. Ma a un certo punto si ferma tutto e la seconda puntata non va mai in onda. Perché? Scusate un attimo, qua c'è la solita pubblicità. Dobbiamo riprendere la trasmissione delle Iene di ieri perché giustamente Antonino Monteleone e Francesco Priano, che hanno fatto il servizio Le Iene Inside e che hanno presentato, diciamo, ecco, sentiamo cosa dice Pino Rinaldi, autore di Chi l'ha visto. A noi. Per questo ora lasciamo la parola a qualcuno che il prezzo di sostenere la tesi dell'innocenza di Rose Olindo l'ha pagato per primo, così che possiate decidere se quanto accade su questo tema in Italia è degno di un paese civile e rispettoso della libertà di opinione.
Segue ciò che abbiamo appena ascoltato prima, le parole cioè di Edoardo Montolli. Io ricordo benissimo quel periodo là perché collaboravamo strettamente io e Gian Loreto Carbone. Gli ho girato il materiale, gli ho girato gli atti, gli ho girato gli audio e lui ha preparato un servizio chiaro, limpido, che è andato in onda per una volta solo. La prima puntata doveva essere seguita da tante altre puntate perché il materiale che lo stesso Gian Loreto Carbone aveva accumulato era molto e me lo aveva detto candidamente, giustamente. Mi sono ricreduto completamente, ma ha detto, perché all'inizio era convinto, come tutti noi, che Olindo Romano e Rosa Bazzi fossero colpevoli. C'erano le confessioni, c'era la traccia di sangue, c'era il riconoscimento del sopravvissuto, cosa vuoi di più? Tutti questi tre elementi non tornano, non ce n'è uno che sta in piedi. E la stessa cosa stava appurando, sulla base dello studio degli atti giudiziari, Gian Loreto Carbone, pronto a fare, aveva già fatto, anzi aveva girato tutto il materiale per un secondo servizio, che non andrà mai più in onda. E avete capito il perché? Io a quel punto chiamo il deputato leghista, non mi ricordo più come si chiama, Crosio, credo, Gianni Crosio, valtellinese, facente parte della commissione di vigilanza RAI, chiamo il presidente che allora era di Forza Italia, del quale in questo momento non ricordo il nome. Nessuno dei due risponde sul perché la commissione di vigilanza interrompe un servizio pubblico, una trasmissione di servizio pubblico, perché in quel momento chi l'ha visto sta facendo un servizio pubblico, documentando un caso di mala giustizia, il che va a beneficio di tutti noi, perché nel momento in cui tu documenti qualcosa che non funziona, lo fai per migliorare il sistema, non per criticarlo, punto e basta, perché così capisci dove si può sbagliare o perlomeno capisci dove devi mettere il faro della tua attenzione, legislatore, ministro, cittadino, perché, per osservare che le cose vadano bene e per non poter tollerare degli errori clamorosi o, peggio ancora, voluti. Perché questo è una cosa che è evidente in questa storia della tragedia di Erba. È stata costruita la figura dei colpevoli. Non c'è stato altro modo non c'è altro modo per definirla. Viene costruita la figura dei colpevoli. E questa è una cosa aberrante, inaccettabile, non solo per il principio della presunzione di innocenza, del ragionevole dubbio, ma siamo ben oltre qui, siamo alla costruzione di due colpevoli, è una cosa totalmente immonda. Allora a quel punto tu stai facendo servizio pubblico per tutti i cittadini. Perché la commissione di vigilanza RAI ti interrompe e dice a chi l'ha visto fermatevi, non potete andare avanti? Per conto di chi? Questo non l'ho mai saputo. Era la domanda che volevo porre ai componenti della commissione di vigilanza dell'epoca, stiamo parlando del 2007, 8, 11, anzi 2011 perché siamo già in Cassazione, 10-11, e a quel punto la domanda rimane lì, sospesa, e avete capito che lo rimane anche oggi, perché le parole di Pino Rinaldi sono chiare. Abbiamo ricevuto una pressione per fermarci. Perché? Per quale motivo? Una pressione per fermarsi. Per quale motivo ancora oggi nessuno dei parlamentari che ho interpellato settimana scorsa risponde? Per quale motivo? Io non lo so. E la cosa mi inquieta, francamente. E una volta tanto l'aggettivo inquietante ci sta, perché te mi devi rispondere, perché ormai le cose sono chiare per chi le vuole vedere, chiarissime, e continueremo a documentarle intanto. Nel frattempo andiamo a vedere le notizie del giorno. A proposito di vicende giudiziarie, vi segnalo subito un bellissimo pezzo di Domenico Cacopardo su Italia Oggi, a pagina 10, che ci riporta un'altra storiaccia atroce. Tortora, il caso di Enzo Tortora, è un caso giudiziario, ma la figlia nel suo libro, Gaia Tortora, lo riduce a un fatto intimistico, trascurando le colpe del sistema processuale. Il sistema processuale che è in discussione anche nel caso di Erba, non solo il sistema processuale, ma anche proprio il sistema delle indagini, gli inquirenti, perché lì c'è un inquirente che indirizza le indagini fin dall'inizio, è il luogotenente dei carabinieri che imposta le indagini in un modo solo, finalizzato a una sola direzione, quella di trovare, anzi di individuare, di costruire i due colpevoli. Evidenti le anomalie della non separazione delle carriere, scrive nel suo pezzo di commento, ve lo suggerisco, a pagina 10 di Italia Oggi, Domenico Cacopardo, accompagnata dal solito can-can promozional televisivo. La cifra prevalente è la superficialità, che il caso Tortora non meriterebbe. Esemplare la minestra in sapore di Alberto Matano.
Gaia Tortora, vice direttrice del TG della 7, è in libreria col libro Testa alta e avanti, Mondadori. Un libro che appartiene alla memorialistica autobiografica e narra e naviga tra narrazione autoriferita e immediatamente con la tragica presenza di Enzo Tortora, padre separato e quindi lontano, uomo di cultura e di televisione. Tutto si ferma il 17 giugno dell'83. Il giorno in cui, anzi la notte, fu arrestato con tanta copertura mediatica che lo ostentò agli occhi di tutti, mentre in manette attraversava Via del Corso a Roma per raggiungere il furgone che l'avrebbe condotto in prigione. Un'inutile crudeltà attribuibile a chi governava quel procedimento, visto che quel cellulare di polizia poteva ben essere parcheggiato vicino alla bussola di accesso dell'albergo e Tortora non presentava nessuna delle indicazioni che suggeriscono l'utilizzo delle manette, in gergo gli schiavettoni. Inizia così la recensione di Domenico Cacopardo, che imputa alla figlia di Tortora, Gaia, di aver ridotto a un fatto intimistico il caso giudiziario di Enzo Tortora, trascurando le colpe del sistema processuale. Andiamo però a vedere adesso le prime pagine rapidissimamente dei quotidiani di oggi. Avvenire si domanda scetticamente: ma è vera emergenza? Visto che il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato d'emergenza nazionale per l'eccezionale incremento dei flussi di migranti attraverso il Mediterraneo. Avrà durata di 6 mesi, primo finanziamento di 5 milioni. Lo stato d'emergenza sui migranti deliberato dal Consiglio dei Ministri consentirà procedure più veloci per l'accoglienza, servirà a rafforzare i CPR, i centri di identificazione per il rimpatrio, la Lega ne chiede uno per regione, potenziando le attività di identificazione e di espulsione. L'ipotesi di un prefetto, Valerio Valenti, come commissario straordinario. Opposizioni critiche. Critico anche Avvenire. Ma è vera emergenza? Punto di domanda. Intanto l'Egitto è pronto a fornire missili alle truppe russe, lo rivelano le carte trafugate, in base ai dossier top secret datati 17 febbraio ottenuti dal Washington Post. Al-Sisi, presidente egiziano, avrebbe ordinato la produzione di 40.000 razzi in un impianto locale da inviare a Putin per la crisi ucraina. Nel frattempo a Herat, in Afghanistan, ristoranti vietati alle donne. È una notizia? È una notizia. Prima pagina su Avvenire. Il Corriere della Sera apre la prima pagina, titolo principale, con 3 miliardi di euro per il cuneo fiscale, il DEF, il documento di economia e finanza, 3 miliardi per tagliare il cosiddetto cuneo fiscale, il peso del fisco sulle imprese e sul lavoro, cresce la tensione nel governo per le nomine nelle partecipate e sui migranti sarà stato d'emergenza nazionale. Dopodiché abbiamo Calenda e Renzi che si lasciano, la crisi del terzo polo che è arrivato quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo quando si è votato. Un'intervista con Carlo Calenda a cura di Maria Teresa Medi. Se siamo al divorzio chiedetelo a Matteo, io lavoro, lui frena. Marco Buti, capo di gabinetto del commissario economico europeo agli affari del commissario europeo agli affari economici, l'ex premier PD Gentiloni: si può cambiare, ma sul PNR serve chiarezza. Dopodiché Ernesto Galli della Loggia che ci sottolinea quanto è importante la nostra Costituzione, che saggiamente prevede che bisogna fare i conti col passato, col fascismo, eccetera. Una rivelazione di straordinaria importanza sul Corriere della Sera in prima pagina: parla l'amante di John Lennon, che diventò amante di John Lennon perché glielo chiese la moglie di John Lennon, Yoko Ono. Lavorava come assistente da 3 anni. Yoko Ono mi confidò che non andava più d'accordo con John Lennon, così mi chiese di diventarne l'amante, dice May Pang, che 50 anni fa ebbe una relazione con il cantautore ex Beatles John Lennon e oggi racconta: mi innamorai. Questo è il giornalismo di inchiesta, il servizio pubblico. La risposta statunitense a Pechino: maxi manovre nel Pacifico. La Cina è irresponsabile, dice la presidente di Taiwan. Le manovre militari cinesi creano instabilità. I jet cinesi hanno smesso di volare sull'isola, la tensione resta alta per l'addestramento di truppe voluto dagli Stati Uniti nelle Filippine, ma molti sottolineano che la Cina non è stupida, non farà mai guerra. Dall'Egitto a Seul, i paesi amici spiati nei file americani, le carte diffuse in chat, non si ferma la fuga di notizie dopo la diffusione di documenti riservati dell'intelligence statunitense trapelati in rete. A preoccupare la Casa Bianca è l'impatto che i leaks, cioè le rivelazioni, potrebbero avere sui rapporti con gli alleati, alcuni dei quali sono stati spiati dal Pentagono. Anche questa non è una novità che gli americani spiino gli alleati. Dall'Egitto a Seul la lista è lunga. Infine la cronaca nera: morta nel 2021, in cella finisce il marito medico, arrestato l'ex dottore della pallacanestro Virtus a Bologna. L'ha uccisa con i farmaci. Chiamò i soccorsi perché la moglie stava male,
La donna morì in pochi minuti in casa a Bologna a ottobre del 21. 2 anni dopo la svolta. Arrestato Giampaolo Amati, per anni medico dei campioni di basket della Virtus di Bologna. Sarebbe stato lui a uccidere la moglie con un mix di benzodiazepine e anestetico. Indagato anche per la morte della suocera. Un classico, insomma, ha fatto fuori la moglie e la suocera. Omen, verrebbe da dire, mentre sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera parla l'immunologo, lo scienziato Alberto Mantovani, con i vaccini a mRNA, il meccanismo dei vaccini anti-Covid, potremmo curare infarto e cancro, ma serve tempo, cioè l'annuncio è prematuro. Intanto lo diamo per dire che insomma non erano male i vaccini anti-Covid a base di mRNA, perché serve anche per il cancro e per l'infarto. È presto per dirlo, ma insomma ci arriveremo. Quindi abbiamo fatto una roba buona. Orsi, un piano per spostarli dal Trentino, un piano di trasferimento di massa degli orsi dal Trentino, deportazione degli orsi in altri territori, il progetto del Ministero dell'Ambiente dopo l'uccisione del runner. Con ciò lasciamo il Corriere della Sera, andiamo a vedere cosa ci racconta il Fatto Quotidiano di Marco Travaglio, il quale tra l'altro è autore del pezzo intitolato Cappuccetto Rosso, cioè francamente gli ingenui di turno. Ci sono 40 guerre, oltre 40 guerre nel mondo, ma noi ci occupiamo di una, quella in Ucraina, perché l'ha deciso la NATO, che si crede il mondo e si finge alleanza difensiva. Inizia così l'editoriale di Travaglio, ma il titolo principale è dedicato alla casta che non muore mai. 4 miliardi e mezzo di euro di vitalizi, paghi 1, prendi 14, dall'81 soltanto 320 milioni di contributi, ma 4 miliardi e mezzo di pensioni. Sono i dati della Camera dei Deputati, gli onorevoli, assegni per tutti, inclusi i condannati e chi ha fatto un solo giorno. Pivetti, neo sessantenne, è l'ultima arrivata, prende anche lei la pensioncina da parlamentare. Il rapporto è: tu contribuisci 1, prendi 14. Un rapporto pensionistico tra contributi e pensioni che vorrebbero avere in tanti, giustamente. Mentre l'ultima del governo è: i salari sono troppo alti, vanno moderati. Presentato il DEF, che non smacchia, che non pulisce i pavimenti, ma si occupa di finanza pubblica. Non è un moschicida, è il documento di economia e finanza. Si prosegue con la linea Draghi, si recuperano 3 miliardi per destinarli alla riduzione del cuneo fiscale. Confindustria ringrazia, ma bisogna evitare la spirale prezzi-salari. Si vedrà. Stato d'emergenza sui migranti, poi le nomine. Guerra Fratelli d'Italia-Lega, Calenda Renzi alla comica finale, è rissa sul rapporto con Forza Italia e sui soldi, il fu terzo polo. Dopodiché abbiamo il tesoro del Duce, la figlia in Svizzera, la fuga di Edda Ciano Mussolini con gioielli e bauli, racconta il Fatto in prima pagina. A pagina 19 c'è il dettaglio: gioielli, lire, bauli misteriosi. Il tesoro del Duce, va detto, va sempre forte. Il tesoro da fuga di Edda Ciano. Un libro ricostruisce la quotidianità della figlia del Duce in Svizzera insieme ai figli, tra ricoveri, trattative, interrogatori, pure lo scambio d'affetto col marchese Emilio Pucci. Insomma, il Duce tira sempre. Il Giornale mette in prima pagina la svolta di Giorgia Meloni, provvedimenti del governo. Punto primo, migranti, 6 mesi di stato d'emergenza e nomina di commissario. Punto 2, approvato il DEF, che smacchia che più bianco non si può, 3 miliardi di euro per tagliare il cuneo fiscale. Punto 3, maxi multe per i vandali che deturpano monumenti e opere d'arte, fino a 60.000 euro. Voglio vedere qualcuno di questi a pagarli, ma comunque questo è un altro discorso. E poi abbiamo il pessimo orso. Il problema d'Italia sono gli orsi in questo momento. Tra i problemi d'Italia, entrato di prepotenza, l'orso del Trentino, deportazioni e spray urticante, scatta la caccia all'orso. Divorzio Renzi Calenda, questa è una cosa molto divertente. E poi una mamma vera per Enea, il piccolo nella ruota degli esposti a Milano. E polemica per l'adozione, visto che ne abbiamo poche di questioni importanti, mettiamocene dentro una. Figli di coppie gay, ora si muove la procura a Padova, chiesti gli atti al comune. E finalmente una cosa rassicurante: gli italiani sono un popolo di complottisti, rettiliani e terrapiattisti. Sondaggio shock su teorie e macchinazioni. 15 italiani su 100 ritengono ancora plausibile l'affermazione che la Terra sia piatta.
Il 18% crede nei rettiliani, tipo Mario Draghi, che governano il mondo. Quasi 1 su 3 pensa che lo sbarco sulla Luna non sia mai avvenuto. Questo lo pensa anche Olindo Romano. Pensate, è stato appurato facendo i test che l'equipe del professor Sartori, massimo tra i neuroscienziati al mondo, ha fatto su Olindo Romano e Rosa Bazzi, con esiti diciamo molto sconfortanti, perché li riteneva capaci di preordinare una strage come quella di Erba nei minimi dettagli, roba da super professionisti organizzatissimi, perché pensate che in 5 minuti d'orologio, 5, in mezzo al buio, al fumo, all'incendio, fanno fuori 5 persone. Una si salva per puro miracolo, anzi per il fatto che c'ha la carotide, il povero Frigerio, spostata, quindi i chirurghi dello sgozzamento non riescono ad ammazzarlo proprio perché lui ha una malformazione congenita. La carotide è spostata di qualche centimetro rispetto a dove dovrebbe essere e evidentemente a dove sanno che è gli sgozzatori professionali che hanno fatto quella strage. Voi ve li vedete quei due lì che credono che l'uomo non sia mai andato sulla Luna e lei è analfabeta e non sono neanche capaci di tagliare un pollo morto a sgozzare 5 persone vive in mezzo al fumo, alla concitazione e in 5 minuti d'orologio? Se volete credere alle favole, credete pure. Come la dottoressa che mi risponde ora, onorevole, che ho letto gli atti e sono convinta. Se lei ha letto gli atti, dottoressa cara, e per di più magistrata, non può essere convinta, può essere convinta solo del contrario rispetto alle sentenze. E c'è poco da girarci intorno, le cose sono chiare, basta guardarle in faccia, basta vederle, basta analizzarle e documentarsi. Non è difficile, basta avere gli occhi, leggere e far ragionare, far andare il cervello, ma proprio poco far andare, perché ti si impone con evidenza chiara che le cose non tornano. Lasciamo con ciò, a proposito di terrapiattisti, il giornale, andiamo a vedere velocemente, no, il Mattino di Napoli oggi non ci porta particolari notizie, mentre il Tempo di Roma si occupa delle espulsioni, dei rimpatri, dello stato d'emergenza dichiarato dal governo sull'immigrazione. Avrà durata di 6 mesi, c'è un commissario straordinario, ci sono 5 milioni per il momento di fondi, pratiche veloci per i rientri, Premier, cioè Giorgia Meloni, soddisfatto al maschile, risposte efficaci e tempestive alla gestione dei flussi, dice Giorgia Meloni, siamo tutti a posto. Meno tasse, più crescita, il primo DEF di Giorgia Meloni, e poi sulle nomine trattative a oltranza. Dal Tempo passiamo a Repubblica, che ovviamente critica il DEF, un DEF da 3 soldi, una roba che neanche Bertolt Brecht, ma molto meno. Il governo taglia di 3 miliardi il cuneo fiscale per i redditi più bassi e così azzera le risorse per pensioni e flat tax. Quota 41 sulle pensioni, niente da fare. Flat tax, niente da fare. PIL al più 1%, ma il Fondo Monetario stima una crescita minore, eccetera, eccetera. E poi lo stato d'emergenza sui migranti, mentre parla Hope, Carrie Patterson, 25 anni, la prima bambina nata nel 98 dopo l'intesa tra Londra e Belfast, la primogenita della pace, dice che la pace poi ritornerà in Irlanda del Nord. Pietrangeli, il tennista, alla festa per i miei 90 anni vorrei Mattarella, dice Pietrangeli, il mitico tennista, appunto, e Macron, grandeur e ombre cinesi che irritano l'Unione Europea, scrive Repubblica. Da Repubblica passiamo alla consorella Stampa di Torino, nomine, Meloni impone Cingolani alla guida di Leonardo Finmeccanica, molti mal di pancia nella maggioranza su questo nome, e di spalla 300% in più di sbarchi, il governo dichiara lo stato d'emergenza. Poi c'è Elsa Fornero che critica il governo perché doveva alzare l'età pensionistica a 198 anni per far felici i giovani, così il governo tradisce i giovani cercando di abbassare l'età pensionistica. Lei piangeva, deve decidersi, o piangi o sei d'accordo, no? Piangeva per aver alzato l'età pensionistica, dopodiché ha detto che era necessario, si è imposta questa seconda fase di consapevolezza matura. L'abbiamo fatto per il bene del paese, per i giovani, per il futuro. Questo governo invece che vuole abbassare l'età pensionistica tradisce i giovani. Orban sta con Putin, è una notizia incredibile, e anche Al-Sisi sta con Putin. Con ciò lasciamo la prima pagina della Stampa e andiamo a vedere La Verità, che vi stupirete ma apre con un argomento decisamente controtendenza, la questione dei vaccini. 200 giudici stroncano le restrizioni Covid, vaccini, Covid e via dicendo. C'era all'epoca un giornalista che si occupò
in anticipo netto sui tempi di tutte queste questioni non fu mai considerato. Si tratta del nostro collega Maurizio Bolognetti, che anche lui è un amico, però a differenza di altri non ha avuto, diciamo così, protezioni particolari, tutt'altro. E quindi, avendo segnalato certe questioni con troppo anticipo e con troppa indipendenza e protetto da nessuno, non se l'è filato nessuno. Per fortuna, diciamo, abbiamo questa Radio Libertà che ha la possibilità di ospitare le voci serie, documentate e che lavorano in maniera professionale. Per fortuna. Ci parliamo addosso? Sì, in qualche caso va fatto, perché alla fine, se non parlava qua, era molto difficile che parlasse altrove, e noi siamo contenti perché è un professionista che lavora sui fatti, sui documenti, sui dati, sulle fonti, ricerca, sintetizza, propone al pubblico giudizio. Conoscere per deliberare. Bellissima, stupenda frase di Luigi Einaudi. È il motto di un'altra testata radiofonica, ma Transeat. In ogni caso, conoscere è essenziale, ma conoscere in anticipo, con indipendenza e senza avere padrini e protettori è pericoloso in questa bellissima Italia. Ne sa qualcosa il collega Maurizio Bolognetti, che ringrazio per aver fornito gratuitamente, sottolineo, gratuitamente, la sua opera giornalistica a questa radio. 200 giudici stroncano le restrizioni per il Covid, scrive oggi La Verità. Per carità, ognuno ci arriva con i tempi suoi e con l'onestà di riconoscere che l'hanno fatto prima altri. No, questa onestà non c'è. In ogni caso, comunque, va bene così. Malgrado la Corte Costituzionale, molti magistrati rispettano la Costituzione, bla bla bla. Ma che incantesimo ha praticato Cingolani su Giorgia Meloni? Si domanda La Verità in prima pagina. Perché Giorgia Meloni tiene tanto a questo Cingolani, che arriva dai 5 Stelle, attraversato Draghi, insomma è tutt'altro rispetto a ciò che dovrebbe essere il centrodestra di Giorgia Meloni, Lega e Fratelli d'Italia e Forza Italia e compagnia bella. Cosa cazzarola c'entra questo Cingolani con Giorgia Meloni? Si domanda La Verità di Maurizio Belpietro. Tensioni in maggioranza per le nomine ai vertici delle partecipate. Confermati Descalzi. Stessa domanda si fanno in molti anche su Descalzi. Ma cosa c'entra Descalzi con tutta sta roba di centrodestra? Boh, Donnarumma e Delfante. Per Leonardo il premier insiste sull'ex ministro Cingolani, privo di esperienze specifiche. Che incantesimo ha fatto Cingolani al premier Giorgia Meloni? Maurizio Belpietro si occupa della commissione di inchiesta Covid. Oh, attenzione, niente scherzi adesso sulla commissione, si indaghi su tutto, sentenzia intima, consiglia il direttore della Verità. Carlo Tarallo si occupa della scissione dell'ego. Calenda Renzi, la lite che fa saltare in aria il terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, decimo polo. Daniele Capezzone intervista il sempre eccellente tra gli ottimi economista Giulio Sapelli. La Francia si illude di essere ancora un impero, dice il professor Sapelli a Capezzone per La Verità. È questa la ragione profonda per cui Macron ha cercato di affrancarsi dagli Stati Uniti cercando una sponda nella Cina. Ha sentito il richiamo di De Gaulle, ma non si rende conto che l'Europa senza l'anglosfera non può essere una potenza e cade vittima dell'eterna questione tedesca, afferma il professor Sapelli. C'è poi lo stato d'emergenza causa migranti, il governo stanzia subito 5 milioni per l'avvio delle prime misure, quali vedremo, via libera in Consiglio dei Ministri allo stato d'emergenza, 6 mesi, immigrazione. Si potranno rafforzare le strutture per il rimpatrio dei non aventi diritto, potenziando identificazione ed espulsione. Intanto però uno comincia ad arrivare, dopo lo devi identificare, lo devi espellere. Si vedrà, insomma. Via libera al documento blocco navale, via libera al documento di economia e finanza, 3 miliardi per un mini taglio del cuneo fiscale e multe più care per chi imbratta i monumenti. Infine Ezio Greggio insultato, commenta Francesco Borgonovo, perché cerca di far stare una mamma con suo figlio. Andiamo a vedere anche Libero. Il primo piano di Libero è dedicato agli eco-rimbambiti, il modello Schlein. Il PD dice no agli inceneritori, no alle multe a chi imbratta le opere d'arte. Intanto il Verde Bonelli delira, non ci votano, è colpa del cattolicesimo. Bonelli incolpa la Chiesa per la crisi dei suoi consensi, ma da San Francesco al Papa l'ambiente è argomento sacro. È dura essere ecologisti in Italia, ha detto il Verde Angelo Bonelli.
portavoce di Europa Verde. Viviamo in una cultura del perdono, forse ha a che fare col cattolicesimo, diamo per scontato che tutto sarà perdonato, anche la gestione dell'ambiente. Ancora in primo piano su Libero Alessandro Sallusti, il terzo polo è finito, ma non è mai esistito, osserva il direttore di Libero. Renzi e Calenda agli stracci. Dopodiché non mettete in croce Ezio Greggio, vuole aiutare Enea, il piccolo abbandonato e la madre, via al DEF, spunta il tesoretto, 3 miliardi per tagliare le tasse, poi 6 mesi di poteri speciali per gestire l'allarme sbarchi. Ai grillini e ai percettori del reddito di cittadinanza, parassiti, scrive Filippo Facci nel suo appunto, suggeriamo una nuova campagna d'odio per il 25 aprile. Basta procurarsi i versamenti ministeriali per milioni di euro elargiti a 179 associazioni antifasciste composte teoricamente da gente morta. A parte l'ANPI, Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che starebbe in piedi anche senza finanziamenti, una ragione in più per non darglieli, il contribuente infatti finanzia l'Associazione Combattenti Volontari Antifascisti, l'Associazione Perseguitati Politici Antifascisti, l'Associazione Ex Deportati Politici nei campi nazisti, la Federazione Associazioni Partigiane, l'Associazione Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna, l'Associazione Famiglie dei Martiri Caduti per la Libertà della Patria, l'Associazione Reduci dalla Prigionia e dall'Internamento e dalla Guerra di Liberazione e l'Associazione Veterani Reduci Garibaldini, non i 1000 del 1861, altri che combatterono dal 43 al 45 in Jugoslavia e spulciando, conclude Filippo Facci, tra le altre 170 associazioni, 179 in tutto, associazioni antifasciste che ricevono versamenti milionari dai ministeri, invitiamo a verificare quante percepiscano l'8 per 1000, quante abbiano acquistato immobili e assunto dipendenti, soprattutto quanti dei teorici rappresentanti siano in vita. Dovrebbe avere almeno 100 anni il rappresentante dell'associazione in vita. Opinione personale. Al confronto, conclude Facci, preferisco mantenere un fancazzista col reddito di cittadinanza che sta sul divano, almeno farebbe la spesa e non campagne contro il governo che lo paga. Il 179 aprile, 179 associazioni antifasciste ricevono ancora milioni di euro dai ministeri, scrive Filippo Facci. Lasciamo con ciò Libero e andiamo a vedere il Quotidiano di Sicilia, naturalmente fondato e diretto da Carlo Alberto Tregua. Crisi delle banche, rialzo dei tassi contro l'inflazione. Più ci rassicurano, più sale la preoccupazione, titola il Quotidiano di Sicilia, che poi si occupa anche del taglio alle stime di crescita dell'economia globale. Evviva il Mattarelloni, è invece il titolo del commento sul Foglio del direttore Claudio Cerasa, che dice: brava, buona, bella Giorgia Meloni perché va d'accordo con Mattarella sull'atlantismo, sulla trasversalità, ma anche sulle nomine. Nelle grandi società partecipate dallo Stato italiano, cioè da noi, le nomine confermano che sui veri fondamentali dell'Italia Meloni e Mattarella se la intendono alla grande, il decisionismo, le scelte, la continuità, eccetera. Mentre Giuliano Ferrara difende il Dalai Lama per il succhiamento della lingua. C'è gente sui social che non ha visto nel bacino sulla guancia richiesto dal Dalai Lama a un fanciullo ammiratore quasi rassegnato, nel suo sfiorargli le labbra, nella sua esibizione ridente della lingua a scopo goliardico e rituale, un gesto di pura innocenza. C'è gente infame che non ha visto innocenza in questo gesto innocente. Una canzonatura era, perfettamente intonata alla leggenda della lingua nera dell'uomo cattivo che percorre da secoli il Tibet. C'è gente che ha pensato a pulsioni malsane, a un porno show sotto lo sguardo delle telecamere, a un caso di psichiatria e patologia senile, messo in scena in un tempio consacrato durante una cerimonia pubblica, liturgica, quando un occhio semplice, non allenato alla decostruzione dei segni, non poteva non vedere, non poteva non sapere. Insomma, era chiaramente un gesto in parte goliardico, in parte richiamante sia alla tradizione della lingua nera dell'uomo cattivo che percorre il Tibet da secoli. Davanti alle telecamere, insomma, più chiaro di così, dice
Ferrara, che non era un gesto malsano, era un gesto goliardico e nel contempo richiamantesi appunto a antiche tradizioni. Detto questo, lasciamo la prima pagina del Foglio per andare al Dubbio. Il quotidiano degli avvocati italiani, Matteo Carlo, il terzo polo, una storia appena cominciata e già finita, e poi di spalla le ombre sull'indagine Qatargate, la richiesta di arresto del parlamentare PD e Andrea Cozzolino, coinvolto nel Qatargate, potrebbe essere costituzionalmente illegittima. A sollevare il dubbio i giudici della Corte d'Appello di Napoli, che hanno accolto le questioni sollevate dalla difesa dell'europarlamentare PD e hanno rinviato la decisione sulla posizione del politico in attesa di documenti esaustivi da parte del Belgio. Così sul Dubbio, mentre su Italia Oggi vi segnalo diritto e rovescio, il corsivo del direttore Magnaschi: parlare di nord e di sud d'Italia oggi non ha più senso nell'epoca della mondializzazione. Questo vale ancora, forse, per le pubbliche amministrazioni, ma non certo per le imprese che vogliono competere e che sono molto numerose anche nel Mezzogiorno. Prendiamo l'azienda di abiti di Anthony Morato, Napoli. Azienda esemplare, esporta il 70% del fatturato, chiude il 22 col più 29%, fatturato di 74,2 milioni di euro. Non solo produce capi d'eccellenza, a Napoli ha un ufficio stile con 35 specialisti. L'azienda ha inoltre sposato l'innovazione digitale con l'e-commerce salito del 24%, più 43% rispetto al pre-Covid. La produzione dei capi, disegnati a Napoli, viene realizzata da terzisti scelti accuratamente in tutto il mondo. Calzature in Italia, denim in Turchia, outwear in Cina. La produzione non va a Napoli, ma viene avviata in un unico deposito logistico a Castel San Giovanni, Piacenza, da cui poi parte con grande efficienza per tutto il mondo. I trasportatori debbono avere mezzi a basso consumo e debbono usare imballaggi di carta riciclata. Una storia italiana. Intanto, a proposito di articoli principali, adesso abbiamo visto le prime pagine, vi segnalo rapidamente, ma poi ci torniamo sopra se abbiamo tempo, e due pagine, pagina 2 e pagina 3 del giornale. Fausto Biloslavo e Gian Michalessin fanno il punto sulla stretta del governo all'ondata di sbarchi, cioè sulla decretazione di 6 mesi di stato d'emergenza, ma ora è decisiva l'Unione Europea. Stanziati i primi 5 milioni, si va verso la nomina di un commissario, sarà probabilmente il prefetto Valenti. Dice Giorgia Meloni, risposte più efficaci, più tempestive. Parla anche il ministro del mare, Musumeci, serve l'intervento dell'Europa. Dunque, stato d'emergenza, riassume Fausto Biloslavo, rafforzamento del decreto Cutro, visita italo-europea in Tunisia, sono le risposte immediate del governo all'ondata migranti. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato stato d'emergenza nazionale, 6 mesi, a causa dell'incremento di sbarchi. Stanziato un primo finanziamento di 5 milioni. Risposte più efficaci e tempestive alla gestione dei flussi, spiega Giorgia Meloni. La proposta è stata presentata dal Ministro Protezione Civile e Politiche del Mare, Nello Musumeci, ex presidente della Sicilia. Abbiamo aderito volentieri alla richiesta del ministro dell'Interno Piantedosi, consapevoli, ha detto Musumeci, della gravità di un fenomeno che registra un aumento del 300% di arrivi. Non si risolve così il problema, la soluzione è legata solo a un intervento consapevole e responsabile dell'Unione Europea, ha detto Musumeci. Lo stato d'emergenza prevede poi risorse ulteriori, cioè soldi, deroghe al codice dei contratti per l'affidamento diretto di lavori, servizi, forniture, come l'impiego di navi per il trasporto migranti, allestimento di nuove strutture di accoglienza e rimpatri. E lo stato d'emergenza prevede anche la nomina di un commissario, il coinvolgimento di Protezione Civile e Croce Rossa. L'attuale capo dipartimento Libertà Civili e Immigrazioni del Ministero dell'Interno, il prefetto Valerio Valenti, è il più accreditato per la nomina a commissario per l'emergenza immigrazione. Non è una novità, il 12 febbraio 2011, ricorda Biloslavo, era stato deliberato dal governo Berlusconi per affrontare l'emergenza umanitaria provocata dalle primavere arabe in Tunisia, Libia ed Egitto, appunto un commissario con lo stato d'emergenza. L'inizio del disastro che ci portò alla situazione attuale. È giusto che il Ministero dell'Interno e le istituzioni possano avere poteri speciali per gestire un fenomeno destinato a non esaurirsi nel breve periodo e che sta mettendo a dura prova Sud e Calabria, ha detto il governatore della Calabria Roberto Occhiuto. L'obiettivo è distribuire velocemente i migranti
su tutta la nazione, in tutta Italia, e soprattutto aumentare i rimpatri con la creazione di nuovi CPR, centri di permanenza per il rimpatrio, almeno uno per regione, potenziando le attività di identificazione e di espulsione. Intanto, appunto, gli aspiranti profughi arrivano, dopodiché vengono identificati, poi espulsi, eccetera. Un'ora prima del Consiglio dei Ministri si è riunito al Viminale un mini vertice per l'altra questione, in risposta all'emergenza migranti. Alla prima parte del vertice ha partecipato il Ministro dell'Interno con i sottosegretari Prisco e Molteni, capigruppo di maggioranza, il relatore De Priamo e tecnici del Dicastero. Per che cosa? Per rafforzare il cosiddetto decreto Cutro. Con una serie di emendamenti la Lega ne ha presentati 21 per ridurre la protezione speciale per i richiedenti asilo e incrementare i rimpatri. L'idea di fondo è che il giro di vite serva da deterrente di fronte alle ondate di arrivi. Quello che abbiamo fatto è cercare di riportare in vigore le norme del decreto Salvini, quindi il decreto sicurezza, definendo in maniera chiara e rigida quali sono i casi a cui dare protezione speciale, ha detto Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Oltre a questo ci sono una serie di altre norme, ha spiegato Molinari, come sui centri di accoglienza, dove si vuole prolungare a 180 giorni la permanenza come era prima. Da Udine, intanto, il vice premier Matteo Salvini ha sottolineato che l'Europa da anni chiacchiera, non ha mosso un dito. È il momento di dimostrare che esiste una Unione Europea. La solidarietà non è solo per Italia, Spagna, Grecia o Malta, perché 1000 arrivi al giorno non siamo in grado di sostenerli. Il governo spera poi nell'ultima punta del tridente, l'annunciata visita a Tunisi. Quindi stato d'emergenza, decreto Cutro rivisto e visita a Tunisi questo mese del ministro dell'Interno Piantedosi insieme al ministro francese dell'Interno Darmanin, forse alla tedesca Nancy Faeser e al commissario europeo affari interni Ylva Johansson. Si discuterà di un concreto supporto ai tunisini nell'attività di rintraccio in mare, nella difesa dei confini, compreso quello libico, eccetera, eccetera. Al momento viene escluso l'invio di navi italiane, ma se vogliamo tamponare gli sbarchi in maniera significativa, conclude Fausto Biloslavo, bisognerebbe pensare a una missione congiunta con la Guardia Costiera tunisina nelle loro acque di Search and Rescue, ricerca e soccorso, per riportare a terra i barchini. Così spiega Fausto Biloslavo su Il Giornale. Ci fermiamo e poi cambiamo argomento e andiamo a parlare del Grande Milano, il modello Milano, con un interlocutore di straordinaria competenza e precisione sul tema. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.